Concepito tra i profumi dei cipressi. Viaggio non organizzato nella vita di Leonardo. È il titolo del racconto scenico che il 23 settembre 2022, nella suggestiva cornice dell'abbazia di Rosazzo, ha aperto la nuova stagione autunnale della rassegna I colloqui dell'abbazia, curata dalla giornalista Margherita Reguitti e da Elda Felluga e promossa dalla Fondazione Abbazia di Rosazzo e dall'azienda Livio Felluga. Nell'occasione la mia narrazione si è intrecciata non solo con le letture e le sempre intelligenti e originali provocazioni di Claudio Moretti, ma anche con la musica di una violinista d'eccezione, l'udinese Eva Miola. Ne nascerà qualcosa di più specificamente teatrale? Direi che le premesse ci sono tutte. Vediamo gli sviluppi, io mi auguro di sì. Leonardo fu senz'altro un genio assoluto, come si dice. Fu ingegnere, architetto, matematico, scienziato, botanico, biologo, paletnologo, anatomista, pittore, disegnatore, caricaturista, cartografo, scultore, bibliofilo, musicista, cantante, drammaturgo, regista, costumista, scenografo e, se vogliamo, anche filosofo e, come si dice, chi più ne ha più ne metta. Un vero genio, veramente. Ma raccontarlo significa parlare anche di entusiasmi e frustrazioni, di coraggio, sì, ma anche opportunismo, di raffinatezza e di una certa volgarità a volte, di generosità e di piccolezze, di poesia e di incubi apocalittici. Autodidatta, Leonardo non ama le accademie, però gli pesa sentirsi escluso. E poi ha un'alta stima di sé, eppure soffre il confronto con altri artisti. È affabile e giocoso con tutti, o diciamolo soprattutto con gli animali, e pare che proprio per questo sia diventato vegetariano, ma non è raro scorgerlo anche accigliato, tenebroso. Scrive di tutto e concepisce ambiziosi trattati che alla fine però non pubblica mai. E d'altronde diventa famoso anche per i molti lavori di varia natura che lascia incompiuti. Poi commette errori e si ritrova spesso in ansia per le sue finanze. È virile e al tempo stesso effeminato, è forte ed è bello, e invecchiare a quel punto non gli piace affatto. Dice che la guerra è una pazzia bestialissima, però in qualche modo ne è attratto e costruisce armi terrificanti e si mette addirittura al servizio di Cesare Borgia, uno dei più arditi e dei più terribili guerrafondai dell'epoca. In bilico fra l'essere il primo uomo moderno e l'ultimo uomo del Medioevo, il nostro Leonardo oscilla fra scoperte e visioni fantastiche, intuizioni geniali e metodi sorpassati, dissezioni di cadaveri e attività ludiche, pensieri profondi e varietà. Ed è seguendo il filo delle sue contraddizioni, proprio, o apparentemente contraddizioni, se ne potrebbe discutere, che ritroviamo anche il suo lato più umano. Ciò detto, è fondamentale in ogni epoca e in ogni luogo esplorare la mente universale di Leonardo e la sua opera, ragionare su di lui, trarne stimoli, insegnamenti. Anzitutto qui e oggi, se vogliamo favorire approcci alla visione del mondo, dell'uomo e della natura, non solo disciplinari, tecnici, ma anche trasversali, ad ampio spettro. Precisione, riflessione, razionalità e al tempo stesso creatività, desiderio di sapere, senso di meraviglia, di stupore di fronte al creato. Di tutto ciò abbiamo bisogno, sia per la realizzazione e lo sviluppo personali, sia per essere parte attiva della società, acquisendo e interpretando dati in modo autonomo e responsabile, sapendo comunicare bene il nostro pensiero, rapportandoci agli altri in modo efficace, con flessibilità e anche con immaginazione. Emerge inoltre la necessità di competenze pluridisciplinari, proprio come Leonardo, delle competenze che senza snaturare le singole discipline colleghino conoscenze di vario tipo. E per quanto infatti la specializzazione rechi grandi progressi, non sempre essa favorisce lo sviluppo globale, che richiede invece un criterio, come si dice, olistico, cioè secondo il quale il tutto è più della semplice somma delle parti. Così per questi aspetti, come per numerosi altri, Leonardo è stato più che un maestro. Sospinto infatti da una passione deliziosamente fanatica,
e da una ardente curiosità di indagare tutto accuratamente attraverso un'osservazione attenta, quasi maniacale, come ha scritto un suo biografo, Isaacson, egli sapeva innovare stabilendo nessi fra le varie discipline. E allora, ripetiamo, senz'altro, con tutti i suoi limiti e le sue contraddizioni, un genio assoluto, con una vicenda umana passata, questo sì, troppo spesso in secondo piano. Non dobbiamo mai dimenticare che era anche lui mortale, non privo di limiti, come dicevamo, di difetti, e che al di là dello straordinario talento naturale, anche lui doveva applicarsi comunque con fatica, ambizione, perseveranza, persino ostinazione. E noi nel nostro piccolo possiamo imitarlo. Come? Coltivando l'osservazione attenta, senza trascurare la fantasia, affiancando all'analisi minuta l'interesse insaziabile per tutte le cose, concentrandoci su un particolare proprio mentre ravviviamo la vivacità multidisciplinare, conoscendo e creando per utilità, certo, ma anche per il puro piacere di farlo, il che comunque ha l'utilità somma di arricchire il nostro spirito. Anche noi possiamo coltivare il sogno e accrescere al tempo stesso l'ingegnosità pratica, rispettare le verifiche sperimentali, guardando non di meno oltre le cose, perché, ricordiamolo, senza visionari, come si dice, nella storia umana si conclude ben poco di importante. E possiamo imparare a isolarci, ma anche a lavorare in equipe, come faceva Leonardo. E poi a non aver fretta di finire un'opera, se questo significa far maturare il nostro lavoro. Essere disposti ad accettare il fatto che non tutto ha contorni precisi, e basti pensare al sorriso della Gioconda, e anche che i confini fra realtà e immaginazione sono sfumati e che tanta parte di mistero permane. Dobbiamo stupirci quotidianamente dei fenomeni del mondo, tanto di quelli insondabili o ancora al momento insondabili, quanto di quelli assodati che reputiamo normali. E questo dobbiamo farlo per arricchire ogni momento della nostra vita. E dobbiamo sapere infine che la creatività poggia sulla interazione tra umanesimo e scienza, e tra scienza e arte. Ancora Isaacson ha scritto: capire in che modo la luce colpisse la retina aiutò Leonardo a calcolare la prospettiva del cenacolo, e riprodurre l'anatomia delle labbra appresa dalle autopsie gli permise di disegnare il sorriso che sarebbe poi un giorno ricomparso nella Gioconda.